Buonasera agli amici di Divieto. Ascoltavo con attenzione gli amici che poc'anzi mi hanno preceduto in questo breve saluto ai cittadini di Villafranca. Guardavo questa piazza e per un attimo i miei pensieri sono ritornati a molti anni fa, quando io da ragazzino frequentavo Villafranca Tirrena, perché la mia nonna materna era appositamente di Villafranca e in particolar modo di Divieto, quindi per un attimo i ricordi sono andati altrove. Questo per dirvi che cosa? Che quando le radici sono radicate, ben radicate sul territorio, si vuole lavorare per il territorio e non si vuole andare via. Io vi porgo il mio saluto e il saluto dell'Associazione Nuovamente Villafranca. Sono stato demandato da parte del presidente Nino Certo a dare i saluti. E Nuovamente Villafranca è un'associazione nuova, di nuova costituzione, fatta da nuove menti, da persone che hanno voglia di scommettere per il territorio e di lavorare per il territorio in modo del tutto gratuito. In che senso? Noi possiamo prendere già da adesso l'impegno che se dovessimo andare in consiglio comunale rinunciamo da subito a quello che sono gli emolumenti. Questi somme li lasciamo già subito a loro, perché a noi non ci interessano. A noi interessa lavorare per Villafranca, per il territorio di Villafranca. Dicevo Nuovamente Villafranca su 4 aree di intervento: l'area sociale, su poi gli altri amici si soffermeranno, l'area politica, e qui qualcosa avrò da dire, l'area culturale, nobile anch'essa, e l'area ambientale. Guardavo questa piazza e il ricordo, proprio per un discorso di ambiente, di messa in sicurezza, il ricordo è ritornato al 22 novembre del 2011, quando proprio da questa piazza è stata letteralmente invasa dalle acque, dal fango e da un'alluvione incredibile che ha visto un paese, per fortuna, sotto certi rimedi, perché io ne ho visti di altri, messo veramente male, con tante problematiche che sono venute subito dopo un evento alluvionale, che però grazie ai villafranchesi subito in modo questa volta lo possiamo anche dire, l'apparato del comune che ha avuto la sua parte, gli operai del comune, i vigili urbani, le forze dell'ordine, tutti hanno lavorato e hanno dato per Divieto e per tutte le zone che si è verificata la calamità di tutto e di più. Io passavo per strada, ho visto le persone che effettivamente lavoravano per il loro territorio, e questo è una cosa nobile, perché quando si fa qualcosa e si spende per gli altri, evidentemente è un valore aggiunto per il territorio. Dicevo, l'aspetto ambientale è importantissimo, così come la messa in sicurezza. Il nostro programma elettorale, che non è, vi posso assicurare, non è soltanto elettorale, perché è frutto di una ampia condivisione fra tutti i presenti e anche fra i cittadini, perché Nuovamente Villafranca è composta da giovani, da imprenditori, da professionisti, ci sono anche gli anziani che ci supportano, hanno dato il loro contributo nella realizzazione di questo programma, che è veramente un bel programma. Vi posso assicurare che è tutto nostro, è frutto di quello che noi vogliamo per il territorio di Villafranca Tirrena. Sicuramente non abbiamo fatto copia e incolla come hanno fatto gli altri, perché insomma poi alla fine quello diventa pure facile, però chi è il copione resta un copione. E purtroppo nel dire questo guardiamo al nostro percorso. Dicevo, l'ambiente per noi è prioritario e nel discorso ambientale giustamente la tutela viene al primo posto. Io vedo che questa piazza ha avuto le sue criticità, ma vedo che ancor prima di queste elezioni comunali si è commesso l'errore di andare a ripristinare così bene o male com'era, cioè regimazione delle acque niente. Se arriva un'altra alluvione, che cosa facciamo? Dove andiamo? Il problema è uguale. Quindi per fare un passo indietro occorre
la messa in sicurezza del territorio, e per messa in sicurezza del territorio intendo tutte quelle opere, ad iniziare dalla progettazione, dalla progettualità, ai finanziamenti che arrivano sul territorio, mezzo Genio Civile, mezzo Protezione Civile, mezzo Ministero dell'Ambiente, per tutelare il territorio, la cittadina e in questo caso, visto che siamo in questa bella piazza, divieto. Però se non si vanno a regimare le acque, se non si va a pensare di prevenire, saremo punto da capo. Possiamo stare lì e dobbiamo stare attenti a quello che faremo e dove andremo nel caso di un'altra alluvione. Quindi la prevenzione sicuramente è da attuare. La tutela del territorio, ci sono delle cose molto sbagliate su questo territorio che sono state fatte, ad iniziare da un ripascimento che ha avuto un percorso veramente molto idilliaco, veramente, perché io ho visto sbancare una collina dietro il cimitero e ovviamente il materiale dalla collina veniva a essere portato a mare. Se questa è tutela ambientale io non lo so, però mi chiedo, è mai perseguibile fare questo dopo che si spendono 16 milioni di euro per un ripascimento che ancora non stiamo vedendo comunque? Io non lo vedo, ci credo e voglio credere per loro che funzionerà, perché giustamente se non ci credo penalizzo anche me stesso, perché parte forse anche un euro di quei 16 milioni saranno forse pure della mia famiglia, delle vostre famiglie. Ripascimento che ha la sua storia, inizia da là la nostra battaglia ambientale, prosegue anche in una progettualità all'interno di un torrente che è il torrente Gallo, per una strada che ci ha visto impegnati con molta carta, vi dico, ma non è perseguibile andare a realizzare le strade all'interno del torrente Gallo, nella fattispecie, così come le strade su altri torrenti. Vero è che in questi giorni vi è una sentenza del TAR che sapientemente l'ingegnere Sciacca del Genio Civile va ad applicare, dove dice che tutte le strade all'interno dei torrenti devono essere smantellate, perché i torrenti sono deputati, lo dicevo l'altra sera a Calvaruso, al deflusso delle acque. Ci ritroviamo non per nostra volontà una bella stazione elettrica all'interno sempre del torrente Gallo, hanno sbancato anche lì di tutto e di più, una bella collina, andata via. Non è possibile, non è perseguibile utilizzare il territorio così, non è possibile usare, consumare territorio a discapito di quello che può essere il futuro di una progettualità che non può esserci se non c'è ovviamente un sostegno forte per il territorio a livello di tutela, sia ambientale che territoriale. Potremmo parlare all'infinito sul discorso di tutela ambientale, perché questa amministrazione, lo possiamo dire chiaro, per la tutela ambientale non ha fatto nulla e non farà mai nulla, perché l'ambiente o si ama o si rispetta, o se no di alternative di mezzo non ce ne sono. Bravo! Mi soffermerei adesso invece diciamo, su un discorso squisitamente politico, qualche passaggio, anche perché qualche amico lo merita, e lo merita proprio in casa sua, in questa divieto che forse è stata tradita. Giorni addietro, scartabellando, io raccolgo spesso le carte, le conservo, sono un conservatore e un riformista allo stesso tempo, forse più di chi all'epoca scriveva. Allora mi viene in mente un punto di riferimento, la firma in calce è di un certo signor capogruppo d'opposizione Gianandrea Tito Costa. Il punto di riferimento dice: un nuovo strumento di proposta, le nuove idee, guardi il numero, giugno 2010, numero 0. Da quell'edizione sono rimasti lì. Ma perché sono rimasti lì e non hanno fatto più opposizione? Perché oggi fanno parte di quella maggioranza che le ha accolte a braccia aperte, che comunque questa non è democrazia, non è democrazia. Il famoso PD di Tito Costa, che doveva tutelare il territorio con l'elettrodotto Terna, che si è andato a scusare, che cosa si scusa? A chi prendi in giro? Tito Costa, vergognati! Tu non hai fatto opposizione con il tuo gruppo perché non sei in grado di fare opposizione, questa è la verità.
sua. La maggioranza ha fatto il suo mestiere, però credetemi, oltre questo non sono in grado di dare oltre, per il semplice motivo che una squadra quando gioca i risultati sono quelli, oltre quello non può andare. Si devono mettere insieme maggioranza con minoranza per restare all'interno di un palazzo che pensano che è loro, di loro esclusiva proprietà, per cercare un attimino di fare delle combine. E proseguiamo, e i villafranchesi intanto sono costretti a farsi la valigia e ad andarsene da altre parti per cercarsi occupazione. Se poi vogliamo parlare di occupazione, mi soffermo pure su un altro amico. Leggo lì: comitato elettorale Costa Giorgiano sindaco. Complimenti. Umiltà, dignità, onestà. Io è 30 anni che sento sta cosa, però vabbè, la leggo così come è scritta. Per tutti i cittadini di Villafranca, sì, come se Villafranca avesse bisogno di un professore, di un maestro per andare a prendere lezioni di umiltà, di dignità, di onestà. No, Villafranca è pronta, ed è pronta e lo ha dimostrato in quella famosa alluvione che vi ho detto, perché c'è stato quello scatto d'orgoglio. Non è possibile, non è perseguibile oggi, proprio per un discorso di lavoro, di sociale, prendere in giro le persone. Non si possono promettere posti di lavoro. Noi stiamo qua sopra, ci stiamo spendendo, stiamo mettendo la nostra faccia. Se notate non stiamo promettendo niente, stiamo promettendo il nostro impegno, che sicuramente ci sarà. Saremo rigorosi, saremo fermi, però è la meditazione. Che cosa può dare un candidato sindaco che parla? Poi avevamo un santo a Villafranca, io non lo sapevo, perché insomma uno che promette 150 posti di lavoro, e io sarei esposto il primo, gli do il voto io, però prima, non dopo, perché se hai queste capacità le devi fare prima queste cose. L'occupazione, non si scherza, questo è un momento cruciale non soltanto per Villafranca. Noi siamo scesi in piazza con questo progetto perché ci crediamo fermamente, perché nuovamente Villafranca è l'unica alternativa al sistema vecchio, obsoleto di fare politica di mestiere. In questi giorni, stasera c'è stato un amico che mi disse: Rosario, ci sono le persone in giro che distribuiscono santine a destra e a manca, ma questi che interesse hanno? Lo fanno di mestiere. Sì, lo fanno di mestiere perché ormai non vogliono mollare la sedia. Io vi voglio lasciare, anche perché poi abbiamo dei passaggi con degli altri amici, però vi voglio lasciare con una frase che stasera, quando ritornerete a casa, dovete cortesemente pensare, riflettere. Su Costa Giorgiano mi fermo perché per me è nullo. La frase che voglio leggere, perché la voglio leggere così come l'altra sera quasi per caso mi è passata per le mani, e da lì ho visto che non è solo una frase, è un pensiero, un grande pensiero del dottore Paolo Borsellino. La rivoluzione si fa nelle piazze, con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale, con la matita in mano, quella matita più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello. Paolo Borsellino. Nuovamente Villafranca con voi.